Iniziamo dalla notizia più brutta, quella della ventilata ipotesi di chiusura del centro talassemico qui all'ospedale San Giovanni di Dio. Sicuramente un problema serio. 50 talassemici non penso che dall'oggi al domani si possano curare in altre strutture, anche perché già Sciacca è al collasso. Ci sono 150 talassemici con una dottoressa solamente. Qua da noi siamo 50, anche noi con una dottoressa solamente, quindi è una cosa impossibile, anche perché la nostra provincia è molto allungata, quindi ci sono pazienti anche di Sciacca, di Licata, che si curano qua ad Agrigento. Quindi lei pensi andare a Sciacca sarebbe una cosa impensabile. Al di là di un problema logistico, chiaramente la vicinanza di un centro alla propria città rende più sicuri. È fondamentale, anche perché dobbiamo ricordare che noi siamo malati cronici, per cui noi non andiamo in ospedale una volta ogni tanto, ma almeno 2 volte al mese, 2 o 3 volte al mese, quindi è impensabile farci spostare per esempio a Sciacca per fare la nostra terapia, perché dobbiamo avere, diciamo, le miglior cure possibili, come tutti del resto, e questo problema noi temiamo che si possa estendere anche ad altri reparti. Cominceranno col nostro, ma potrebbe estendersi anche ad altri, quindi è un problema che riguarda tutti, non solo noi. Noi oggi stiamo combattendo questa battaglia per noi stessi, ma anche per gli altri. Altre azioni di lotta previste? Per adesso c'è questa mobilitazione in tutta la regione, in tutti i centri, che sono 15. Poi in futuro vedremo, noi aspettiamo una risposta immediata dalla regione, siamo qui per questo.